Allora, mi pare che conoscevi, mi pare che Boside Stella, come si chiamava quella? A Stink, Stink, dirà tempi va, tempi tempi va. tempi fa quando noi facevamo un introito Un metodo d'imparare di lingua corsa. e dunque a continuare a imparare la lingua corsa. Continuei di bella sicura, ma ora sono professore Ah, di scuole bilingue. va bene. Ho scambiato di identità, mi chiamo Letizia Baldi e sono istitutrice in Bisquado, in paese. In paese di Viscuado, allora c'è una scuola. E c'è una scuola dunque di paese, c'è 4 scuole. Principia scuola di yogi, sino a Ciculu 3, le CM2. Mhm. E quanto c'è maestri? Allora, c'è 4 maestre, 4 istitutrici, donc in scuola materna c'è una mogulega che si chiama Madame Besir Garbuccia Silvana. Dopo, a sezione di Maio CP si chiama Mama Ristigoni Sandrine. O Ciculu 2 diamo scuola e o Ciculu 3 Mama Rossini Marie-Noël. D'accordo. E lavorate insieme, voglio dire, in più di un lavoro in scuola, c'è un ambiente, non voglio mica essere indiscreto, No, bella sicura c'è un vero lavoro di squadra, c'è un vero impegno per ogni volta. Cerchiamo sempre progetti nuovi, progetti noi per mettere in ballo e sviluppare la nostra lingua corsa, perché è una scuola bilingue e una scuola rurale. Allora, spesso quando si dice scuole bilingue, spesso c'è due aspetti, c'è un aspetto positivo e poi dopo a poco c'è un buttato di carruglio che dice che hai anticipato le scuole bilingue per trovare un posto, perché siamo in Corsica e per trovare un posto ma che non è mica tanta premura. Allora, per essere professore di scuole bilingue, ci vuole essere veramente appassionato perché prima di una passione di trasmettere, di insegnare e di non insegnare la sua lingua, prima di tutto. E di una ricchezza maggiore di essere così in una scuola bilingue, in più di essere una scuola bilingue, di essere in paese, di essere in un rurale, di una certa prossimità, c'è con le famiglie, l'apertura alle famiglie, un lavoro insieme in collaborazione. E dunque un arricchiscimento in che senso? Allora, in che senso c'è una certa dunque, dinamica, come tutte le scuole, un po' mica di crema, di vera che se in paese con 4 scuole c'è una certa prossimità tra noi colleghi, di noi con le famiglie, di per cui che noi abbiamo fare progetti assai ricchi come il progetto che abbiamo insieme. E allora, io non penso mica che lo sia una maniera di insistere in tale capacità che la rappresenta in tale, diciamo, e particolarità di un luogo, non è mica lasciata accanto l'altro luoghi, al contrario, parliamo della scuola di Uiscuado e dell'insieme di Rugione, perché è importante vedere, perché a prima vista così da lontano si può pensare che quando si è in un paese forse mancano una poche disponibilità che so in dei luoghi diciamo urbani, cittadini. Ciò non è mica vera secondo ciò che tu dici. E quanto c'è scolari a scuola? Allora, c'è una novantina di scolari, Ah, quantunque, per ecco, una scuola di paese siamo numerosi. ho capito. Mm. E se Zidelli dunque a sua età rammentami. Allora, a principio hanno a 3 anni e basta a 10 anni, 11 anni. D'accordo. Yeah. E dunque permette, se ho capito, permette di portare un progetto lungo E c'è all'anno. veramente dunque una seguita pedagogica
chi si iscrive dunque sia a scuola moderna sia al CM2 e c'è su sviluppo di lingua corsa che principia donc da scuola moderna e proviamo di sviluppare per un meglio e come non dobbiamo va e dobbiamo va di l'intenzione e la volontà di fare qualcosa di prima. E allora una cosa che voglio domandare è a particolarità in della squadra che tu ci hai amministrato di 4-5 persone, 4, c'è una particolarità di lavorare tutte al di là del programma, diciamo, un programma di scuola, quando si tratta di corso, più particolarmente, avete una specificità secondo la scuola o secondo la persona? C'è di più, penso che ci deve essere un piacere di lavorare più tale o tale materia secondo le persone, no? Allora, quando noi siamo in scuola bislingua c'è una varietà oraria da rispettare, dunque c'è 12 ore per il francese e 12 ore per il corso. Dunque ci sono certe materie che sono fatte e dispensate in lingua corsa e certe materie che sono dunque dispensate in lingua francese. E dunque... Scusa, qual è che sceglie che materie? È imposto questo? Sono i programmi ufficiali e dopo l'insegnante c'è una certa libertà pedagogica di dispensare, ma di regola sono sempre le stesse. E dunque seguiamo il nostro programma di quello di settembre 2007. Allora, chi dice il suo programma? Allora, in un programma è menzionato le competenze da acquistare per ogni scuola, ogni livello, per i zideli. C'è un certo livello a AE, per esempio, il livello A1, A2 e B1. E dunque noi, con le attività pedagogiche e quotidiane, in materia, proviamo di aiutare sino a questi oggettivi.